in collaborazione con FNP CISL Udine. Buon pomeriggio, eccoci a questo appuntamento con la rubrica Sportello Pensioni. Vediamo chi sono i nostri ospiti. Con noi oggi in studio Liliana Della Rovere dell'FNP CISL di Udine. Buonasera. E poi abbiamo, io l'ho definito la new entry, quindi è la prima volta che partecipa alla nostra trasmissione. Speriamo che partecipi ancora, che vi prenda parte ancora, anche per tenerci aggiornati su tutto quello che riguarda la filiera agroalimentare. Abbiamo con noi il segretario regionale della FAI CISL, Stefano Gobbo. Buonasera. Ben buonasera arrivato, ben arrivato anche a Stefano Gobbo. Grazie. Direi di approfittare proprio del fatto di avere Gobbo in trasmissione con noi per fare un'analisi su quella che è la situazione del comparto. Bene. Perché sono momenti difficili, per tutti. Come anticipavi, sono momenti difficili e preoccupanti anche per la filiera agroalimentare. Rileviamo difficoltà in tutto il percorso intero della filiera, quindi da quando parliamo dal produttore fino all'azienda di trasformazione. In questo momento la nostra preoccupazione è rivolta soprattutto alla tenuta delle aziende e del sistema allevatoriale. I costi, i rincari delle materie prime e dell'energia rischiano veramente di fare un tracollo completo delle nostre aziende. Occorrerà intervenire subito attraverso degli aiuti, ma soprattutto intervenire a livello europeo per calmierare quelli che oggi sono costi fissi. Ricordo che questa non sarà e non è una crisi uguale alle precedenti. Nelle precedenti abbiamo subito un'onda dove si decideva se produrre di meno, ma comunque continuare a tenere aperto. Oggi il rischio di questa crisi è quella invece di avere delle chiusure definitive e noi siamo un settore che non può permettersi di chiudere e non può chiudere perché quando è chiuso non riaprirà più. L'esempio più semplice può essere una stalla. Una stalla oggi non può sospendere la propria attività. La mucca deve continuare a mangiare, a essere pulita e a essere munta. Quando un allevatore decide di chiudere per sempre. È quindi più che mai necessario intervenire in questo momento attraverso una riforma strutturale e credo che debba essere fatta in un luogo che può essere indicato solo come quello di Bruxelles. Quanti sono gli addetti nella nostra regione? Oggi se parliamo di occupati nel settore agricolo possiamo parlare di circa 15.000 persone, che sono persone che lavorano con contratto a tempo determinato, i cosiddetti avventizi agricoli. Sì. Abbiamo circa 2.000 persone occupate a tempo indeterminato, quindi numericamente abbiamo una grossa fetta della popolazione che lavora in agricoltura. C'è da fare però una notazione e alcune osservazioni. Sta mancando manodopera e sta mancando in questo momento soprattutto la manodopera da immigrazione per fenomeni legati anche alla guerra. Dai paesi est arrivano sempre meno persone che erano quelle che saltuariamente o venivano alcuni mesi per compiere alcune attività lavorative. Altresì negli ultimi anni abbiamo osservato una differenza della immigrazione soprattutto da paesi medio orientali. Se pensiamo che nel 2017 in regione erano presenti poco più di 100 lavoratori pakistani, nel 2021, dati ufficiali INPS, sono più di quasi 1.600 persone, quindi un cambiamento generazionale veramente importante. Ora questo crea anche alcuni problemi, soprattutto sull'aspetto di sicurezza del mondo del lavoro. Questi sono lavoratori che
parlano molto poco l'italiano o addirittura nulla, e quindi anche con una difficoltà di essere intercettati da parte nostra per poter spiegare quelle che sono le regole basilari o addirittura le tutele che possono avere nel nostro paese. Ecco, in questo momento mi passa, no, alla mente questo ricordo della mia gioventù. I ragazzi a settembre, poco prima di cominciare scuola, si cominciava scuola il 1° ottobre, si guadagnavano qualche soldino proprio andando a vendemmiare, era un classico. Adesso questo non è possibile. Non è possibile perché ci sono tanti, no, tanti lacci, lacciuoli, problemi dal punto di vista... È ancora possibile. È ancora possibile, È ancora sì. possibile. L'importante è volerlo fare. Credo che il settore agricolo ha una flessibilità lavorativa molto importante. In agricoltura si possono fare contratti di una durata anche non superiore alla settimana o anche inferiore. Nella durata del contratto non è garantita l'occupazione per tutta la settimana, perché ricordiamoci che in agricoltura comanda il tempo. Se piove, Certo. io oggi non lavorerò e quindi sarà una giornata che eventualmente sarà coperta da altre forme di assistenza come la disoccupazione agricola. Però se c'è la volontà ci sono tutte le possibilità di leggi e contrattuali per poterlo fare. Quindi i ragazzi, se hanno buona volontà, se intendono partecipare sì. come facevano una volta, Può essere un lavoro gratificante anche per tutti quei lavoratori che chiamo studenti o che sono in fase di ripresa dell'attività lavorativa, per potersi portare a casa qualcosa per se stessi. Ma anche no? pensionati ancora in attività che hanno voglia. Assolutamente sì. Quindi ci sono gli strumenti. Ci sono assolutamente gli strumenti per poter lavorare in tutta sicurezza, in tutta regolarità. Bene, ritorniamo a parlare dopo, no? Ancora di agricoltura, parleremo anche di come gli agricoltori abbiano cercato di diversificare, no? l'attività produttiva, l'inserimento dei pannelli fotovoltaici per essere completamente autosufficienti nelle produzioni proprie, e anche in alcuni casi hanno prodotto magari un surplus di energia. Comunque, tema che affronteremo dopo. Adesso cominciamo a parlare anche di pensioni. La settimana scorsa una signora ci aveva telefonato, presi così alla sprovvista, i diritti inespressi. Bene, chi meglio di Liliana, che ha lavorato una vita all'INPS e che continua a mantenersi sempre no, al corrente con l'evoluzione, con i cambiamenti delle leggi. Chi meglio di Liliana appunto per parlarci di questi diritti inespressi? Perché questa signora probabilmente l'avrà sentito, perché con l'epoca della digitalizzazione è iniziato l'INPS ha messo in linea un programma nel quale si può consultare e sapere quali sono i propri diritti. Cosa sono questi diritti inespressi? In pratica sono i diritti che si ha sulla pensione che il pensionato non conosce, perché non conosce tutte le normative, e l'INPS non li eroga direttamente d'ufficio ma solamente dietro domanda. Quindi se non c'è una domanda specifica sulla cosa, su questo diritto, il diritto resta fermo lì, quindi fin tanto che dopo eventualmente con la prescrizione quinquennale può anche essere sospeso, quindi non può essere più richiesto, perché giustamente non si può andare oltre i 5 anni. Quindi questi diritti potrebbero essere, abbiamo parlato di vendemmie, magari un pensionato va a vendemmiare, fa il suo periodo, qualche giornata e tutto, non può chiedere l'aumento sulla pensione immediatamente, ma lo può chiedere dopo 5 anni dalla pensione. Ecco, per quindi aver resta prestato sospeso lì questo capito. supplemento, questo calcolo, questa piccola pensioncina che gli dà diritto perché i contributi sono stati versati. Quindi l'INPS adesso, mettendo in linea questo programma, quindi con SPID si entra in questo programma e dice hai diritto al supplemento, quindi la persona, se sa farlo direttamente, lo fa online, eccetera.
ma se non è attrezzata va dal patronato e dice io ho diritto a questo periodo che ho lavorato, vorrei fare la domanda, quindi fa la domanda e la inoltra all'INPS. Quindi questi diritti non sono in espresso, non sono richiesti dal pensionato perché non lo sa, ma li richiede dal momento che hanno conoscenza e deve fare quindi una domanda ben precisa. Ecco, ma per essere effettivamente, perché magari uno può dimenticarsi, può non arrivare, cioè può anche non immaginare di avere questa possibilità. Trova un qualche cosa di scritto all'INPS, cioè c'è una voce che dice guardi che lei potrebbe avere dei diritti Allora, nel inespressi. programma stesso si parla Anche solamente per richiamare questa sì, possibilità. si parla solo, guardando dalla propria pensione, di 14ª integrazione al minimo e supplemento. Quindi ci sono anche altri diritti perché c'è la maggiorazione sociale, l'incremento al milione, gli assegni familiari per coniuge. Sono diverse cose che si possono chiedere. Il patronato è a conoscenza di questi diritti, quindi se uno si reca dal patronato con la propria posizione, legge tutta la sua storia e quindi può fare la richiesta, quindi fare una domanda ben precisa. È che a questo punto ognuno di noi, insomma, quando andrà in pensione, cioè parlo per me che non sono ancora in pensione, ma chi è in pensione, dice io vorrei capire se ho dei diritti inespressi. Quindi immaginiamoci la valanga di richieste al patronato, soprattutto dopo aver sentito quello che stiamo dicendo noi in trasmissione. Ecco, per questo volevo capire, Liliana, se effettivamente c'è un appiglio, se c'è un riferimento e quindi sei indotta ad andare a controllare la tua situazione. Sì, perché dice se tu hai lo SPID, hai dimestichezza con lo SPID, ma devi avere dimestichezza con lo SPID. Esatto, entri in MyINPS e quindi in MyINPS c'è già tutta la tua posizione pensionistica e quello ti dice sì, hai diritto a questo, 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 quindi deve essere integrato il programma. Per il momento sono solo 3 tipologie. Comunque quando sarà integrato ci saranno tutte le tipologie alle quali puoi richiedere. Quindi dal momento che lo sai puoi anche fare la domanda online, se riesci a farla da solo ti fai aiutare o dal patronato logicamente. Se non è oggi e domani magari prendi un appuntamento col patronato e lo puoi fare. Quindi... Sì, però io ribadisco il concetto, immaginiamoci quante persone magari hanno questo cruccio. Sì, perché ad esempio la maggiorazione sociale oggi hai un reddito alto, domani c'è un reddito più basso e dici, rientri, perché prima non rientravi, adesso rientri. Però l'INPS lo sa e quindi in quel programma lo può vedere. Il patronato tu glielo dici, lo sa e ti fa la domanda. Ma sì, logico, il pensionato non è a conoscenza di questo, per quello si dice inespressi, perché alla fin fine non le può esprimere perché non lo sa. Quindi è meglio fare mente locale, capire, capire, quindi ricordarsi effettivamente. O farsi aiutare, dico se c'è un nipotino, qualcosa, di entrare nel programma con la SPID, sì, perché adesso è sempre di più digitalizzato tutto, quindi non è più ammesso di poter fare da soli le cose, no? Vero. Quindi ti devi per forza dare una mano con i giovani che sono più pratici su queste cose, o con patronato. Bene, ci facciamo una piccola pausa e vi ricordo che da subito dopo la pubblicità potete cominciare a telefonare allo 0432 573517 o inviare SMS, solo SMS, al 351 570 5687. Ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Ed eccoci nuovamente in studio, abbiamo una telefonata pronta, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Angelo di Codroipo. Buonasera Angelo. Buonasera Angelo. Volevo sapere qualcosa, che visto approfittando degli ospiti in studio, per la maggiorazione di 120 euro per la disabilità del figlio. Allora qui è inutile mettere questi numeri, perdonatemi, che vanno in sovraimpressione. Siamo in una situazione drammatica. L'INPS non risponde, sono chiusi a chiave dentro, il patronato non fa nulla, che ho girato tutto il Friuli per riconoscere questo decreto di legge di cui la domanda è stata fatta in tempo reale il 10 maggio 22.
La domanda bisognava farla presentando tutta la documentazione entro l'1° di giugno. Io l'ho fatta. E ancora non hai ricevuto nulla? Altre persone come me, al punto, siamo arrivati al punto, perdonatemi lo sfogo, che io domani, non fra 10 anni, domani mi reco agli uffici dell'INPS di Codroipo in via Balilla. Se non mi danno una copia, perché il legale, il Tribunale di Gorizia, che mi ha nominato amministratore di sostegno per difendere gli interessi del figlio, se non mi danno una copia, io domani mattina, già d'accordo con i carabinieri, mi presento con i carabinieri nella sede di Codroipo di via Balilla. Dopo verrà qualche giornalista, succederà qualche cosa per smuovere questa drammatica situazione. Sì, effettivamente, ma come mai secondo te, Liliana? Perché Liliana è dell'FNP, non è del patronato, è pensionata, volontaria e si occupa, no, appunto, sì, perché dovevano di già darli, no? Per le sì? gli importi sono già aggiornati, quindi dovrebbero essere già in pagamento, quindi sono in forte ritardo. Quindi No, guardi, gli dico la sostanza della cosa. Io gennaio-febbraio ho preso lo stipendio di pensione regolare. A marzo mi sono stati tolti dalla pensione 168 euro. Sì, che aveva già telefonato proprio per questa faccenda qua, no? Come? Avevi già telefonato proprio per questa Sì, faccenda. che era il trattamento di famiglia. È stato integrato puntualmente, questo mi arriva, i 156,02 centesimi ogni mese, ma mancano i 120 euro che a me, coi tempi che corrono, farebbero certo. comodo se mi aspettano, e guardi, nessuno sa venirne fuori. È una situazione veramente difficile. sì, perché bisogna Né vedere, patronato né niente, sono andato anche, se vuole l'ultima, non ho nessuna remora, sono andato del patronato a San Vito della CISL e mi hanno detto che ho il diritto di legge di ritirare domani mattina le copie della domanda per vedere chi ha sbagliato, se ci fossero degli sbagli di segnalazione della disabilità del figlio. Ecco, perché potrebbe essere anche un errore a monte, no? Comunque lei una respinta non l'ha ricevuta a tutti gli effetti. Come? Non ha ricevuto nessuna respinta dalla sua richiesta della domanda, non ha ricevuto nessuna risposta. Nessuna risposta, quindi vuol dire che sono in forte arretrato. Risposta. Ma sono in arretrato, non è che non... Anzi, vuole la verità proprio fino alla fine, ma non posso tenere tutto io la trasmissione. Certo, no, poi Oggi magari... un funzionario dell'INPS di Codroipo ha telefonato in maniera molto violenta alla moglie, 3/4 d'ora prima che avevo l'appuntamento col call center. Il call center mi aveva dato l'appuntamento per oggi alle 10:30. Sì. Loro alle 10:15 hanno telefonato in tono minaccioso di non presentarsi all'INPS, che l'INPS non ha nulla da darci a noi, mentre la domanda è stata inoltrata alla sede dell'INPS di via Balilla a Codroipo. Ecco, è una situazione lì dalla quale è difficile, sì, infatti, è difficile venire fuori, da no? chiedere un colloquio, da chiedere un appuntamento. Ho in mano la ricevuta. Ecco. Da chiedere un appuntamento e parlare direttamente col funzionario, qualcuno un direttivo della sede, perché le spieghi qual è il motivo che la cosa è ferma, quindi che le spieghi la cosa. E quindi deve prendere assolutamente un appuntamento. Ma gliel'hanno tolto, ci hanno detto che non devono dare nulla. Ma abbiamo fatto quello che lei ci consiglia. E le hanno detto di no. Quindi devono darle una spiegazione, perché certo. non possono dirle di no a priori senza darle una spiegazione. No, gli hanno detto che non ha diritto ad avere nulla, no, Angelo? Loro non accettano nessuno nella sua sede. E farlo venire nella sede di Udine, farlo andare nella sede di Udine? Ma se è andato anche al patronato e al patronato le hanno detto che la cosa non va avanti, non so, a questo punto. Penso che l'unica soluzione in questo momento per il signore sia pretendere un appuntamento col funzionario e comunque che venga certificata attraverso un
provvedimento ufficiale il motivo. Esatto, ci deve essere una respinta, un qualcosa, non a voce che non ha diritto. Sì, appunto. A voce assolutamente confermo che non si fa più nulla. No, quindi esatto. in questo momento quindi c'è se ha fatto una necessità domanda di deve avere una risposta per Assolutamente. iscritto. Assolutamente. Conviene prendere un appuntamento e parlare effettivamente con un funzionario all'interno dell'INPS, non ci sono altre vie d'uscita. E beh, ma se domani lui si incatena lì fuori dalla sede, qualcuno forse magari anche uscirà, però perché arrivare a Nella sede gesti? dell'INPS dice? Perché arrivare a questi gesti, no? A dover fare no? Sì. Manifestazioni. Sì, perché arrivare a manifestazioni di protesta per vedersi riconoscere un diritto. A dover fare cene anche incresciose, no? Sì. Chiamare... Ma io tenterei un'altra volta di avere un Ma appuntamento. guardi che i carabinieri di Codroipo che mi hanno dato piena solidarietà. E quindi domani mattina sarà là, Angelo sarà là, fuori dalla sede dell'INPS di Codroipo. Ma speriamo bene. Domani mattina alle 9:15 sono in via Balilla. Speriamo bene, però guarda che situazioni, no? Sì, stranissima sta cosa. Ci terrà aggiornati, spero che Angelo ci tenga aggiornati sulla situazione. Speriamo bene, speriamo che qualcuno... Vi ringrazio comunque. Angelo, grazie per aver chiamato. Tutta la nostra solidarietà. Grazie per aver chiamato. A presto. Vi ringrazio, scusate del disturbo. No, non è stato un disturbo, anzi, così si sentono le problematiche. Grazie mille. Si mettono in rilievo le problematiche che ci sono sul territorio, che questa è una problematica abbastanza grossa. Grazie Angelo per aver chiamato. Noi continuiamo con la trasmissione perché abbiamo anche dei messaggi ai quali dobbiamo dare risposta. Ecco, vorrei sapere come mai io ho 2 cedolini, uno per la mia piccola pensione di vecchiaia che ricevo da novembre dello scorso anno e uno per la reversibilità. Ho ricevuto il bonus di luglio sul cedolino della reversibilità. È tutto normale? Adesso le viene paura che magari non le tolgano, no? Quello che le hanno dato. Perché... ma se non supera i 35.000 euro ha diritto, quindi, perché viene fatta la sommatoria delle due pensioni, e quindi viene controllato che non superi i 35.000 euro, quindi il diritto gliel'ha dato, quindi glielo dà. Quindi è tutto normale, tutto tranquillo. Altro messaggio, mia madre che non cammina senza carrellino, ho fatto domanda di invalidità. Se mi viene accettata posso richiedere per poter usare il parcheggio invalidi, visto che ho sempre problemi a portarla per visite e esami, almeno riesco ad avvicinarmi più vicino alla struttura. E che carte devo presentare oltre alla domanda di invalidità? Questo deve andare al patronato, sì. Bisogna che vada al patronato. Esatto. E così loro le danno... Inoltrano tutta la documentazione che serve, sì. Quindi le danno tutto l'elenco. Ecco, e così deve seguire e fare tutte le pratiche che vengono richieste. Anche l'autista d'ambulanza... Abbiamo la telefonata, grazie, non mi ero accorta, io andavo avanti con i messaggi. Sentiamo chi c'è in linea, buonasera. Buonasera, io sono Michele, volevo chiedere 2 cose. Prego. Volevo chiedere 2 cose, io prendo la NASPI, no? E mi hanno detto che me la accreditano domani, però il bonus, quello delle 200 euro, che dovrei prenderlo adesso, sì. E loro mi hanno detto che ancora non lo vedono. Non avevano detto che veniva accreditato con la NASPI di ottobre? Sì, dovrebbe essere con la rata di ottobre. Potrebbe essere magari che sia un pagamento singolo, quindi forse non lo vedono per quello. Appunto, Comunque, per lei al 18 maggio era in ASPI? Io sono, purtroppo che ho problemi, che non riesco a trovare lavoro perché ho problemi anche mia mamma è invalida, sì, sono in ASPI già da un bel po'. Ovvero da quanto? Comunque a maggio era già in NASPI. Era in ASPI? Sì. Ecco, quindi il diritto ce l'ha, quindi tranquillo che lo riceverà. Ma entro il mese di ottobre lo ricevo? Sì, ottobre. E dopo volevo chiedere anche un'altra cosa. Il bonus, quello che adesso si chiama integramento integrativo, quello che dava Renzi, che erano 100 euro, che non ho mai preso 100 euro. Prima prendevo 95 euro e adesso prendo sempre di meno.
come mai se era un bonus da 100 euro, 95 euro mi davano e dopo è sempre andato a calare? Ma questo per la NASPI? Sì, il bonus La NASPI logicamente mese per mese cala un pochino. Sì, no, lo so, la NASPI cala, però il trattamento integrativo, perché è calato anche quello? Questo non ne so dire del trattamento integrativo, quello riguarda, non so che tipologia è di... Anche il contratto? Ma non ho idea. Trattamento integrativo. Ecco. È legato comunque anche al reddito e alla durata della NASPI, quindi è normale che cali. Quindi, sì. Comunque si può comunque fare in questo caso una verifica, magari attraverso i centri di assistenza fiscale che sono quelli competenti in materia. Sì, però Più che il patronato. se avevano stanziato 100 euro, non le dicono le cose io lo dico, abbiamo stanziato tutto soldi, però non dicono che le cose vengono, lo so che la NASPI va a scalare, però il trattamento integrativo, che una volta si chiamava bonus Renzi, avevano detto che erano 100 euro ed invece sono sempre state 95. Per chi ha un lavoro a tempo indeterminato pieno, quindi attività lavorativa prevista per tutto il mese e sta sotto determinate soglie di reddito, sì, sono 100 euro. E poi ci sono delle scalette. Io sono in NASPI, non dovevano toccarmi una lira, cioè un euro non dovevano toccarmi. Non è proprio così, ci sono delle scalette, però ripeto, meglio una verifica attraverso un centro di assistenza fiscale dove possiamo fare i conteggi al centesimo se è corretto o meno. Quindi passare a un CAF le conviene? E così Sì, si fa ricontrollare il tutto? Adesso a me la NASPI mi dovrebbe scadere perché io ce l'avevo dovrebbe scadermi alla fine di ottobre, dovrei essere l'ultima NASPI che prendo. E se non riesco a trovare lavoro, dopo posso fare la domanda del reddito di cittadinanza o no? Penso di sì. E cosa serve per fare? Che io spero di trovare lavoro. Dovrà per forza fare un ISEE, quindi e anche per questo deve fissare un appuntamento a un centro di assistenza. Ma non c'entra niente che fa accumulo con la pensione di mia mamma, che io vivo con mia mamma? Verrà indicato comunque un reddito del nucleo familiare. E dopo c'ho mia figlia che gli scade il contratto adesso a fine mese, ha fatto 3 mesi. E ha diritto della disoccupazione se non trova subito lavoro, della NASPI. Rispondo io, Liliana? Rispondi. Sì, avrà diritto, sarà da capire quanto ha lavorato negli ultimi 4 anni per sapere quanto durerà la NASPI. Deve aver lavorato almeno gli ultimi 4 anni. Quanto ha lavorato negli ultimi 4 anni? Ha appena iniziato a lavorare. Quindi se presenta la domanda di NASPI e ha lavorato solo 3 mesi, avrà una NASPI che durerà 1 mese e mezzo. Una NASPI che durerà 1 mese e mezzo. No, lei ha fatto 3 mesi da una parte e 1 mese da un'altra parte. Ecco, Quindi durerà al massimo 2 mesi. Al massimo 2 mesi. Sì. Ma la prende a pieno, la prenderebbe? Lì è un conteggio che va fatto sulla media retributiva, quindi dovremmo sapere quant'è lo stipendio di sua figlia. Prendeva 900 euro. Sì, adesso è un calcolo decisamente complesso da fare che non è possibile fare ora. Sì, farlo in studio qui non si riesce. Ma vada a un capito. CAF e così si fa controllare anche tutto il resto e pone tutte queste domande che comunque lei così sa che avrà quali sono i suoi diritti e comunque si fa fare un conto preciso, no? Sì, comunque io le 200 euro nel mese di ottobre dovrei prenderle. Sì. Giusto? Giusto? Giusto. Ok. Va bene. Sarà un pagamento a parte? Probabilmente, se lei ha detto che non c'è. Probabilmente gli arriverà a parte. Sì. Se Va posso, bene. mi ricollego. Sì, se mi che date... poi dobbiamo andare in pausa, Va bene. veloce con la risposta. La ringrazio, grazie gentilissimi. Grazie a lei per aver chiamato. Grazie. Buonasera, ci facciamo un'altra piccola pausa, rimanete sempre con noi. Ancora un quesito, è possibile riscattare gli anni dell'università?
Ho fatto 3 anni non completando tutti gli esami, posso riscattare l'intero periodo. Fanno fede gli importi delle iscrizioni o il numero di esami? Purtroppo... Purtroppo doveva avere la laurea triennale almeno se aveva la triennale poteva riscattare quella. Se non completa il corso di laurea non può riscattarlo. Ecco. Allora, qui c'è ancora una cosa, ecco qua. Anche l'autista d'ambulanza deve essere riconosciuto, può essere riconosciuto come lavoro usurante? Allora, l'autista non rientra nel discorso come autista perché deve avere 9 persone, quindi deve guidare un pulmino con 9 persone, eccetera. Può rientrare però come discorso di notti, turni notturni, perché se fa almeno 77-78 notti in un anno, lui potrebbe rientrare nel discorso degli usuranti, la legge 67 del 2011. Quindi quella potrebbe con 35 anni e 61 anni e 7 mesi di età. Quindi questo le anticiperebbe, diciamo, il discorso della pensione, anche quella della vecchiaia, 66 e 7 mesi con 30 anni di contributi. Quindi nel discorso degli usuranti, nei gravosi non mi sembra che ci sia la possibilità. Ecco, io prima di chiudere la trasmissione, perché anche oggi il tempo è volato, il tempo è volato. Stavamo parlando, abbiamo aperto la trasmissione parlando dei problemi dell'agricoltura. Ecco, che rischi sta correndo il settore, soprattutto i lavoratori? I rischi che stanno correndo sono molto seri. Ecco, abbiamo detto che qualcuno, anche se c'è il fotovoltaico, hanno cercato di produrre l'energia che serviva, che serve per produrre, però i problemi ci sono comunque. I problemi ci sono, l'impianto, la sostenibilità ambientale può passare anche attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici per produrre in proprio l'energia che serve. Occorrerà però in prospettiva, con una certa celerità, sburocratizzare tutte le procedure, arrivare a dei tempi di installazione veramente più brevi, perché oggi impiantare o installare un impianto, i tempi si possono girare fra i 7 e 8 mesi quando siamo positivi, c'è necessità subito. Riteniamo che le nuove tecnologie possano anche coesistere. Si stanno studiando dei sistemi di impianti fotovoltaici compatibili addirittura con l'attività agricola, quindi non consumare suolo dedicato all'agricoltura. Lo possiamo fare, occorrerà però che anche in questo senso ci mettiamo dell'impegno tutti per accelerare questo percorso. Parlavi bene, che rischio stanno correndo? Stiamo correndo il rischio di abbandonare un settore, di decidere più di non coltivare per i fattori più vari, dai costi dell'energia, del gas, del gasolio, dei fertilizzanti. Però se abbandoniamo un settore primario come il nostro, credo che veramente saremo arrivati alla fine. Parole veramente allarmanti, speriamo che si trovi una quadra, che si arrivi a una soluzione anche per il comparto, e tra l'altro il comparto è molto importante anche per la nostra regione, oltre alle imprese, alle aziende, c'è anche questa realtà che dà lavoro che dà lavoro, e ricordiamo che lo chiamiamo sempre settore primario. Settore primario. E se lo chiamiamo primario un motivo c'è. Ecco, prima di chiudere velocemente, Liliana, scadenze, allora abbiamo detto per andare in pensione, veloce, perché adesso la prima scadenza per l'APE sociale che chiude quest'anno, quindi entro il 30 novembre, è da presentare la certificazione per avere il diritto, perché verrà esaminata diciamo dall'INPS, quindi in contemporanea per dicembre presentare la domanda di APE social. Quindi se l'INPS esamina e accoglie diciamo la certificazione, già a dicembre può liquidare l'APE sociale, quindi questo è importante. Poi sappiamo l'opzione donna che scade il 31 dicembre, che è questa, e la quota 102, però la quota 102 chi ha il diritto acquisito quest'anno può anche esercitarlo successivamente, quindi è già qualcosina diciamo, più vantaggiosa quindi, rispetto agli altri. Sì, esatto. Quindi può anche riflettere sul da farsi, sì, esattamente. può pensarci il prossimo anno.
Bene, chiudiamo. Grazie a Liliana Della Rovere dell'FNP Buonasera. CISL di Udine, grazie a Stefano Grazie a Gobbo, voi. che ricordiamo essere segretario regionale della FAI CISL. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento con lo sportello pensionati è per mercoledì prossimo, sempre in diretta a Telefriuli alle 18:15. Arrivederci alla prossima settimana. In collaborazione con FNP CISL Udine.